Perché realizzare un altro parcheggio, tra l'altro in un'area verde della città, quando gli automobilisti ne hanno a disposizione ben 3 abbastanza capienti? Ce lo chiedono alcuni telespettatori. Siamo andati a fare visita a quello di Piazzale Cadorna. L'amministrazione comunale di Bassano del Grappa riprende una vecchia idea, quella di realizzare un altro parcheggio per automobili in un luogo della città, e in questo caso parliamo del Parco Brolo. Però contestualmente al Parco Brolo, dove dovrebbe sorgere questo parcheggio, ce n'è un altro a pochi metri di distanza, che è quello di Piazzale Cadorna. Come potete vedere, comunque è un parcheggio abbastanza grande, enorme, però sono poche le macchine che ci parcheggiano. Quindi noi ci chiediamo: perché realizzare un altro parcheggio quando già ne esiste uno? Poche macchine parcheggiate, forse sarà anche agosto, ma sembra essere sempre così. Guardate, la maggior parte dei posti riservati alle macchine sono vuote. Quindi a questo punto perché l'amministrazione comunale ha intenzione di realizzare un altro parcheggio quando questo, che è abbastanza ampio, pare essere vuoto? Basta che guardate le immagini della telecamera. Ed ecco il Parco Brolo, dove c'è un'idea del comune di fare un altro parcheggio sotterraneo. Come potete vedere è un'area così curata, erba tagliata, adesso stanno provvedendo alla pulizia, alberi, panchine, come dicevamo. Immaginatevi un poco che cosa potrebbe accadere se cominciassero i lavori, anche per le abitazioni che ci sono accanto, polvere, sbancamenti. Quindi noi chiediamo all'amministrazione: cara amministrazione, ma siete così tanto convinti di realizzare questo parcheggio quando ce n'è un altro a pochi metri di distanza, e tra l'altro, scusatemi se ve lo dico, vuoto?